Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, preparati. Perché quello che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente il destino del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente. Di quelli che fanno battere il cuore più forte e incollano gli occhi allo schermo. Come sempre, il nostro impegno è portarvi le notizie più fresche e rilevanti. Con la credibilità e la passione di chi vive il Napoli da vicino. Prima di immergerci in questo argomento elettrizzante, lascia subito un like e iscriviti al canale per non perdere nessuna novità. Oggi, qualcosa di grandioso si sta preparando dietro le quinte del Napoli. E le voci che circolano indicano che potrebbe trattarsi di una mossa storica per il futuro della squadra. Secondo Ciro Venerato, intervenuto nel programma il sabato al 90 della Rai, Rasmus Højlund è ufficialmente la nuova gemma dell'attacco azzurro. La trattativa è stata intensa e ha visto persino l'intervento dell'Ipsia, che ha provato a sedurre il giocatore con offerte economicamente più vantaggiose. Tuttavia, la volontà di Højlund, di suo padre e dei suoi agenti è stata determinante. L'attaccante voleva soltanto il Napoli. Un altro fattore decisivo è stata l'influenza di Antonio Conte, che ha avuto un ruolo diretto nel convincere il giocatore sul progetto sportivo della squadra. L'accordo prevede 6 milioni di euro pagati subito per il prestito, oltre a un obbligo di riscatto da 44 milioni legato alla qualificazione del Napoli alla Champions League. È stata inoltre concordata una clausola di rivendita del 5% a favore del Manchester United e, a partire dal 2027, una clausola rescissoria di 85 milioni. Il contratto firmato è valido per 5 anni, con uno stipendio netto di 5 milioni di euro a stagione. 1 milione in più rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Un vero investimento di peso per il futuro della squadra partenopea. E adesso, tifoso del Napoli, vogliamo sentire la tua opinione. Højlund giustificherà questo investimento e diventerà il nuovo idolo del Maradona? Conte è stato decisivo in questo affare. Ma credi che il giocatore potrà rendere di più a Napoli rispetto a Manchester? Lascia il tuo commento qui sotto e, se ti è piaciuto questo aggiornamento, sostieni il nostro lavoro con un super thanks per continuare a portarvi le notizie più calde sul nostro amato club.